Benvenuti da Telaltobut. Voi vos presentin la gnot dai Moarts in Cente. Una serata che sta un viaggio in tes tradizioni da Valbut in Tegnot dal 1 di novembre.
una volta i nostri svons, i nostri vecchi, che avevano tanto rispetto ai loro morti, erano convinti che la notte fra il 1 di novembre e il 2 i morti venissero dalle loro case per tornare io di luce che avevano vivuto per salutare la loro inca. E allora in queste notti lasciavano la luce aperta tutta la notte e parecchiavano robe buone da mangiare. Il piatto che veniva parecchiato un po' dappertutto erano i chiarscioni, così che i viaggi morti potevano tornare a sostentarsi mangiando queste pietanze che avevano gustato in vita. Allora le femmine si davano da fare e parecchiavano via pandini chiarscioni. E dopo la sera mettevano in una terrine i chiarscioni e io mettevo, io lasciavo o togliere dal focolare perché restassero via al luce, oppure io mettevo su tavole che apparecchiavi in maniera insomma con cura e con amore perché io guarda che attassi la tavola apparecchiate, o se no io mettevo niente su quel balcone e insieme con i chiarscioni un po' di aghe o un tipo di mostra in un condilo, in un piccolo, una piccola taccia, in un piccolo cappuccio perché il guarda potesse mangiare e bevi. Questi sapete che anche proprio le funzioni religiose erano organizzate parlate ai cimiteri sia il 1 di novembre che il 2. Non scontava proprio Don Tarcisio quando si lascia domandare che il 1 si lava al cimitero preanti in precisione per togliere morte e portarli a casa. E il 2 si tornava dal cimitero sempre in precisione, sempre preanti per tornare a portare i morti e che dopo tornassero là che il Signore aveva destinato. La nostra tradizione dopo di storie e di contes per dare forza a queste convinzioni raccontavi e andare storie che proprio raccontavi queste tornate ai morti in queste notti particolari. Allora la storia erano quasi compagni in tutti i nostri paesi, in tutte le nostre vallate. A cambiare qualche particolare, magari invece il protagonista invece di essere una femmina era un uomo, oppure invece di là di tornare magari da Austria era una femmina che l'aveva domandato al chiave d'ogni perché aveva finito al gamangiao, perché era di studiato il fu. Comunque la storia ha detto così, che come che dice avanti a San Pieri il dì da scienze, così i morti da nostre vallate che avevano appartenuto a Mari Plei di San Pieri, tornavano in queste iglesie e mari la notte fra il 1 e il 2 di novembre. E allora da tutte le nostre vallate partiva e passava queste precisioni di animes. E all'Avi finta a San Pieri, là che dopo passava la notte dal Sagrada Iglesia, dal plan da vincole e tornando d'ogni, allora si fermava in tas loro chiases. La storia dice che un uomo che tornava proprio dall'Austria, via Panò, ha trattato una precisione, ma una grande precisione con tante in. E in principio la precisione erano i giovani, erano frutti allegri, che cantavano, laudavano il Signore. Dopo era un secondo troppo di che invece a domandare misericordia al Signore, di liberarlo da spese dal purgatorio. E dopo era in coda il terzo troppo di che invece a imprecavi, a maledivi in tutte e portava in pesci, a dennes, bestie, in cui tirava la fiore, in cui aveva gli alines. E allora questi invece erano i morti, le anime che erano dannate e che in vita non si erano comportate bene, e allora dopo facevano tutte queste fadie e potevano fare la fadia finché arrivava a San Pieri.
E appunto una volta che erano arrivati a San Pieri, le anime si passavano su quel sagrato la notte e dopo sul venerdì tornavano in Doglie e passavano dalle loro chiese. E perché i vis urparecchiavano e facevano chiattare la chiesa vierte, le porte, le cucine erano proprio spalancate, ma si lasciava in specie anche la quarta da schiamare perché a poter signori proprio da pardù i moati e non si lasciava da mangiare. Naturalmente la di dopo però i vis da chiesa chiattavano i chiarcions in chiamoi, però queste pietanze non veniva mangiate da famiglia, ma veniva date in lemuesine, in elemosine, in carità, a famiglie più povere dal paese o magari a persone che appunto non potevano, non erano a mondo sciore di poter fare chiarcions. E queste offerte erano tanto apprezzate e i viaggi che la ricevevano salutavano proprio la famiglia che aveva dato il chiarcions dicendo che il Signore vorresse aiutare dai loro morti. Quindi questo era proprio un augurio, un saluto che era sentito tanto, era un bel augurio. E allora le parchesse che usano i nostri frutti hanno fatto, e come os mostri a chi a voati che si escludono tanto, hanno fatto la chiasuta con l'usorut dei denti, proprio per impensarsi le nostre tradizioni e il fatto che i nostri svoni si lasciavano la luce impiata in chiesa da notte dai morti, fra il 1° di novembre e il 2. Ecco qua. E come quando vorranno finiti i frutti e vorranno fare merende, alla ring in precisione in noi. Alla ring in precisione fin tamanho di San Jacopo ieri, che è da contrade. Allora invece di sapere che questa è una sala comunale, è la sala di San Jacopo, ma fin ai primi del Novecento era un'iglesia dedicata all'apostolo San Jacopo e è una delle iglesie di Paluce la che la Inta si chiamava proprio, la borgata si chiamava. Infatti è attorno a questa iglesia che è nasciuto il borgo e la contrada di San Jacopo. È un'iglesia tan vecchia che già dal 1327 è nominata dai documenti, i documenti che sono stati insomma chiattati. In che volte la iglesia non si chiattava la caetumò, ma era stata edificata di chiatte bande da place addirittura in basso, sotto da srive, a livello dal fiume. E che la contrada di Cente anticamente era proprio costruita su palar che da nazionale gli su e infatti è probabile che il nome Paluce derivi proprio da palute perché questo antico borgo era edificato su palar. Dal 1357 è già attestato che veniva vedete messe ogni domenica, quindi la chiesa era proprio droppata e viveva anche un prete fisso, era il prete proprio fisso e dipendeva da giù e quindi proprio la chiesa, il borgo, era un borgo fisso, veniva anche indicato per i libri come paluzza inferiore. Una grande alluvione dalla seconda metà del XV secolo, quindi si sta fin dal 1400, ha portato via la chiesa e un po' di chiese. E allora la chiesa è stata riedificata insomma da srives, però di chiate bande da contrade, non la che comò. La chiesa era sempre dedicata a San Jacopo e è stata droppata fin dal 1600. In che volte Paluce è cresciuto e las dos villes di Paluce superior e Paluce inferior si sono ingrandite e se le è diventato tutto.
La glese era picciole e non teniva più a vonde la indenti e allora è stata riedificata. Che anticamente erano bande da strade, in tutte testimonianze scritte dal vicario, dal patriarca, a dire che era lunghe 7 metri, alte 5 e larghe 5 e che era un feral di ram che ogni notte i centolani si impiavi. Questa iglesia aveva il suo cimitero che è stata droppata addirittura fino al 1650. Un documento nome la che aveva scritto la glese va in contrasto con due altri si dice che non aveva il cimitero né sepolture, però alle l'unica, ecco, la tradizione orale e altri documenti appunto invece attestano che il cimitero all'era. Allora, una volta appunto che Paluce è diventata più grande e la glese non arrivava più a tenere Vondeì, è stata scelta come questa qui e è stata riedificata per terze volte praticamente e è la glese che tuttora vedi. Dal 1601 all'anno consacrata ed in che volte fin dai primi dal 1900 è stata droppata come glese. Dai primi dal 1900 invece dopo è stata venduta da parrocchie al comune e in Provenza sono state droppate per costruire la glese grande e il domo di Santa Maria. In riguardo però da vecchie glesiute era stata la Maine, che noi non di voi avete la Maine di San Jacopo Vieri e che appunto noi dopo alla ring in passeggiate fin alla via per impensarsi di queste antiche glese e dai morti in che volte appunto venivano seppelliti. Allora come io mi pare di capire che i frutti sono finiti, mi pare di capire che sono arrivati in son, quasi, e allora facciamo la merinde, hanno delle torte, hanno delle cioccolate calde. Allora tutti i frutti che hanno finito, poi avvicinarsi e togliere una fettuta di torta e di cioccolate calde. No, adesso è lì! È lì, Andrea! Dov'è la mamma? No, questa era quella tuta oscena che ha preso. Niente vaffe, vieni a prendere il la mano.
Sì. 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 Grazie. Mettilo qua. Prova che la faccia Siamo lì all'albero, Stefano, per l'albero di tirano lì. Fa demolizione. Chissà che molto più. Da lì. Ciao Disney, ciao. Oh, che brava, grazie. No, ma non riprendermi. Perché guarda, aspetta, che poi controllavo, sai. Faccio una foto del signore qua. Io lavoro a Io sento già Ciao Titta. Non vuoi. Non smanca un po' di luce ahí. Sì, ma piano. Ma la sala, va bene. Io su sì. Perché sono la campana, Sì, però la rotazione non può farla perché vedi. Ok, aspetta un momento. Sì, tu crosto. Stas tu troppo. Non so se la via, la stanno fatta loro, no? Proprio se ne une. Come signori come mi tengono un di che? Il signor con i candelieri, no? Dammi che ho io affibbi su. Ciao a tutti. Ciao. Complimenti per la chiesa. Ho letto su Facebook. Le campane. E visto che si tutti arnieri, piantine in pari nestri. Non so. Pari nestri, che tu sei l'Eterno, il tuo regno spieghi in cui speranze, che sei fatte la tua volontà. Che Dio ci dio.
Stiamo ricordando i nostri morti. Ho detto prima, non è una passeggiata, è un ricordo dei nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno Riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nove più in tedesco. Ecco, siamo arrivati nel luogo, possiamo dire che una volta era un luogo sacro. Ci disponiamo in semicerchio, lontano dai fuochi, per dare a tutti la possibilità di vedere questo luogo che è stato veramente il luogo di sepoltura dei nostri defunti. Qua dietro c'è una gradinata di un fienile. Su questa gradinata c'è la brocca dell'acqua e c'è qualcosa da mangiare, come aveva già anticipato Adele. I nostri vecchi trovavano il cibo come viatico del loro passaggio. Quindi ripeto quanto ho detto da Adele: noi andavamo in cimitero, volevamo che i nostri morti venissero con noi, li portavamo nelle nostre case, quindi mangiavano, e poi il giorno dopo aver mangiato, ritornavano. Logicamente non mangiavano, no? Lo sappiamo tutti, però era un gesto per far capire ai nostri morti che erano ancora con noi. E noi sappiamo che la fede ci dice che i morti sono con noi, anche se oggi fisicamente con noi non ci sono. Il loro spirito è con noi, il loro ricordo è con noi, quindi possono essere una ricorrenza di un defunto di pochi giorni come di tantissimi anni. Il loro ricordo vive nella nostra memoria, e questo è ancora, perlomeno per il Borgo Cinta, un ricordo e una memoria dei defunti di un tempo. Qui allora tutti insieme preghiamo per loro. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Ti affidiamo, Signore, tutte le persone care che ci hanno lasciato. Guida anche noi sul nostro cammino, e un giorno ci ricongiungeremo con te nella gloria di tutti i santi, perché sappiamo che l'amore di Dio e l'amore dei nostri cari non finisce qui. Un giorno ci ricongiungeremo tutti lassù e vivremo la festa dell'amore, dico io, no? Perché ci ricongiureremo con le persone che abbiamo amato, che abbiamo conosciuto, che abbiamo condiviso la vita. E allora veramente ringraziamo il buon Dio che ci dà questa fede che ci fa oltrepassare la barriera della morte e ci porta verso la luce della vita. E i bambini fanno segno adesso che vedono le stelle. Anche le stelle stasera cantano con noi questo momento di lode e di ringraziamento a Dio. Ecco, adesso ci incamminiamo per il ritorno, però andremo nella vecchia chiesa e i nostri bimbi sosterranno il rosario, la preghiera del rosario per i nostri morti, bimbi di seconda classe, terza classe, che sanno sostenere il rosario come hanno fatto tutto il mese di ottobre.
e questi bambini li dobbiamo ringraziare, ma ringraziare, un grazie particolare ai genitori che sanno educare, trasmettere a questi figli il valore della fede e dell'amore. Ecco, con ordine adesso ritorniamo. I nostri bambini sosterranno una decina ciascuno. Siamo venerdì e sarebbe da pregare i misteri dolorosi, ma noi vogliamo pregare i misteri della resurrezione di Gesù. Allora nel primo mistero noi contempliamo Gesù che risorge dai morti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena
del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. L'eterno riposo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona la spirito. Risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli Apostoli. Padre nostro, Tu che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo nella gloria di tutti gli angeli e i santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Donna loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, il riposo in pace. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine alla gloria degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma guarirci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave
sveglia la luce perpetua, riposo e pace. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudisci, Dio Signore. Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Diciamo ancora un eterno riposo per tutti i nostri defunti. L'eterno riposo, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. E io ringrazio tutti a nome di Don Tarcisio e ringrazio però più di tutto, vi ho detto prima, i bambini, perché per me i bambini fanno la differenza nella nostra vita, perché sono loro, se noi sappiamo donare, il patrimonio di fede che noi trasmettiamo. Buona serata. Allora, ich will was finden, die spiacin das Traditionsdanut dei Moarz Vincente. Ich vos ringrazio di cuore perché siete veramente numerosi e non pensavo di avere una partecipazione da Diener. Quindi grazie veramente a tutti. Ich spero di avervi lasciato un bel ricordo anche dai frutti e che avete capito perché si parla in certe robe in queste news così importanti. Allora, prima di attaccare le campanes las inauguriamo perché comunque così in contatto sono state scomodate da poco. I ringrazio tutti i volontari che hanno lavorato per la realizzazione di queste serate, i ringrazio quindi la Contrada Vicente, i ringrazio Sor Caterina, i ringrazio l'amministrazione comunale, il gruppo degli Alpins Palpicciul e ringrazio tutti perché si sa che quando andiamo eventi di Contrada Vicente lamenta e si frica di tutte. Poi si mette al chiafalc. Hanno il mole. Io lascio la parola al Sindic, al Alca. Ma grazie Nicole, nome un saluto, un ringraziamento anche da parte me, a nome dell'amministrazione, vi saluto anche ovviamente a nome di tutta l'amministrazione, alle bellissime io di tante int in Tumborg, hanno voluto fare vivi tradizioni, hanno voluto tramandare tradizioni, ma voluto anche far vivi il Borg, far esci di chiase la in dal paese, quindi tegli si d'ogni, insomma, hanno veramente belli, ogni tante partecipazioni, d'ogni di un'iniziativa, di un evento storico, da tradizione, da culture chiarniere e furlane, quindi veramente grazie al Borg, grazie a Titte, grazie a cui che ha dato una mano a tutti che sono che lavorano notti, insomma, per arrivare a per aver fatto queste robe, per aver non stirato fuori di chiesa per starsi d'ogni. Allora, grazie. Allora, signor Sindic, da in Procediamo al taglio. Via. Ecco. E le campane. Come in Piales. Che c'è chi le partite? Grazie. Ecco, abbiamo inaugurato ufficialmente le campane. Bene. La Iglesia di San Jacopo in Contrada Vicente. E come la tradizione nazionale, una volta veniva a suonare a mano, come purtroppo non si può più, la tecnologia è là in davanti anche qui e quindi avanti da Bessoles. Via! Aspetta che è grande, Sì, si muove insieme, eccole. Bene, grazie. Così mi finale dal campanile, così mi finale dal campanile. Venga con quella fare. Vieni dentro. Mi metto spaziale io? Spaziale? Sì, voglio sì. E da Contrada Vicente alle DUT, grazie
grazie per essere stati con noi. L'appuntamento io spero che siate per il prossimo anno con la notte dei Moarz a Chincente. Mandi e pensai che te l'autobus al ben prima di tutto. Mandi.